Ok, ripartiamo. Come promesso, dalla chiesetta, che era... Ok, ripartiamo. Lì c'è la chiesetta e girandoci troviamo il castello. Per arrivare al castello è la stessa strada e percorso che dobbiamo fare per venire alla chiesa. Come vi ho detto è leggermente impegnativo, vi consiglio di non fare come me, essere arrivato carico con uno zaino pieno di attrezzatura fotografica, ma portatevi una bottiglina d'acqua, questa ve la consiglio, soprattutto se venite primavera estate, ma ribadisco, ne vale veramente la pena. Ok, adesso entriamo dentro al castello, o quello che rimane del castello. Ok, perfetto. Ora facciamo una ripresa dal drone. Ok, potete ammirare la sua forma e oserei dire anche la sua bellezza. Una bellezza curata veramente, mantenuta dal comune o dalle associazioni, veramente in maniera eccellente. Entriamo in una stanza, questa è leggermente buia, aspettiamo un attimo che il sensore si abitui alla luce. Qui ci sono delle travi veramente curate nel minimo di dettaglio, anche il percorso a salire è veramente curato bene, quindi c'è uno scorrimano per tutto il tragitto, logicamente tutto in legno naturale per salvaguardare logicamente l'ambiente, non a parole ma a fatti. Andiamo nell'altra stanza, l'ultima stanza veramente piccolina, eccoci qua. Come potete vedere riprendiamo dall'alto, veramente emozionante. Adesso mettiamo il naso fuori, attenzione, 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 e voilà.